cittadini di Montebelluna lo attendevano da 50 anni e oggi, 18 febbraio 2023, si inaugura il sottopassaggio di via Piave. Tante le autorità presenti, buona la risposta anche da parte della cittadinanza, siamo pronti per questo momento storico per la città. È una giornata storica, io spero di non aver dimenticato nessuno nei ringraziamenti perché come potete capire il lavoro è talmente vasto e complesso e storico che le persone che sono intervenute oltre alle istituzioni sono numerose. È una pietra miliare della nostra città. La città finalmente dopo 50 anni non vede più una cesura da una parte all'altra, ma è riduttivo dire che sia una cesura che riguardava solamente la nostra città. Era una ferita che caratterizzava tutta la pedemontana, perché stiamo parlando di un asse viario di estrema importanza. Questo comporta ovviamente delle agevolazioni non solo per il cittadino, che non è più obbligato ad attendere fino a 15 volte al giorno la chiusura del passaggio a livello, comporta anche un miglioramento sicuramente delle caratteristiche dell'abbattimento dell'inquinamento, perché le auto non devono più sostare, ma mi preme anche dire anche sotto un profilo di sicurezza per quanto riguarda il fatto che la nostra città abbia comunque un ospedale, le autoambulanze non sono più obbligate a fare un giro diverso e più lungo per poter raggiungere l'ospedale. Faccio fatica a dare delle priorità perché essendo comunque una persona abbastanza emotiva ogni momento è un momento importante, soprattutto quando porti questa fascia che è una fascia che sicuramente leggera ma pesante, nel senso per la responsabilità che doverosamente comporta. Sicuramente è uno dei momenti più importanti e credo si veda anche la mia emozione è palpabile perché prima di fare gli amministratori siamo esseri umani. Un giorno importante per Montebelluna perché si va ad aggiungere un altro tassello a un progetto più complessivo di riordino della viabilità cittadina. Progetto iniziato con la pedonalizzazione del centro e la creazione di un anello di rotazione intorno allo stesso qualche anno fa e che oggi prosegue con l'eliminazione di quello che è l'ostacolo principale alla viabilità cittadina, il casello ferroviario. Il tema ha due risvolti, il primo è quello di carattere ambientale, si tratta di eliminare quelle code che generano inquinamento in città, ma il secondo aspetto ancora più importante per me è quello della sicurezza. Questo passaggio a livello spesso ha bloccato i mezzi di sicurezza, dai mezzi dei pompieri alle ambulanze dell'ospedale. È chiaro che Montebelluna ha bisogno di dare risposte all'intera cittadinanza, il nostro ospedale non può avere un ostacolo come questo che rallenta il soccorso ai pazienti e quindi oggi è una giornata importante anche sotto l'aspetto dell'aumento della sicurezza in città. Questa opera ha subito un leggero rallentamento alla fine perché purtroppo prima la crisi del Covid e poi il conflitto in Ucraina hanno fatto aumentare non solo i costi delle materie prime, ma ha reso anche difficoltoso l'acquisto di materiali tecnologici. Tuttavia dobbiamo tener conto del fatto che quest'opera è stata attesa per più di 50 anni, non è qualche mese che cambia la sostanza delle cose, l'importante è che oggi la città finalmente ha a disposizione un manufatto, una infrastruttura in grado di migliorare la viabilità cittadina. Ricordo una cosa, che una volta che si aprono le sbarre non è che il traffico e le colonne accumulate si smaltiscano in pochi minuti. Alla fine le colonne si riverberano su tutte le altre infrastrutture, cioè rotatorie della città, creando altri accodamenti. È un tema che oggi viene superato grazie all'apertura del sottopasso, ma attenzione, non è l'unico sottopasso che questa città avrà. Ve ne sono altri due che sono in fase di progettazione definitiva e esecutiva per via Trevignana e via San Gaetano. Altre due opere concordate con la Regione e RFI che andranno a migliorare ulteriormente la gestione del traffico urbano nel cuore della città. Signora Elena, è stata bellissima la sua storia che è stata raccontata dall'ex sindaco Marzio Favero. Lei non ci ha pensato due volte. No. Quando le hanno detto abbiamo bisogno di abbattere la sua casa per realizzare il sottopasso, lei cosa ha detto? Pena ristrutturata. Ho detto ma è possibile che aspettare tanto quella gente che vanno a lavorare? Perché io sono in pensione, ho 90 anni. Io ho detto è possibile che tutta sta gente fino ai piastroni tutto il giorno, di giorno e notte che aspetta?
Ma quel che vuoi, basta che mi compri una casetta, poche stanze, non so, qualcosa. Però l'ultima cosa, lei ha fatto una richiesta, ha detto io sono appassionata, amo tanto il mio orto, quindi vi chiedo una casa che abbia... Sai cosa? Sì. Le ho detto, almeno un orticello. Allora, ho trovato una casa che schiaccio il bottone, le grondaie, vanno una vasca e là ho l'orto. Io ho di tutto. Quindi almeno quello. Io ho vangato tutto a posto, basta che ho piantato, seminato, l'insalata, tutto quanto. E l'ultima domanda, lei oggi si è emozionata? Mi ho paura che mi sono molto dura perché sono scorpione, però penso che stanotte non dorme mia, perché ho visto tanto amore su di me. A me basta.